Welcome, benvenuti. Ciao, buonasera. Benvenuti. Allora, so che, come dire, io ho sentito il soundcheck qui tutta una situazione ultra tecnologica, però dove poi alla fine c'è proprio una voce vera che canta. Quindi credo che in questo sorta di abbinamento tra una voce, come dire, quasi angelica e invece quello che viene fuori da tutti sti sintetizzatori, ascolteremo quello che fra poco uscirà, se non sbaglio, in un maxi singolo. Sì, guarda, uscirà un doppio singolo, lo definirei così, per dire il vecchio 45 giri, Sì. per intenderci. E adesso ascoltiamo, diciamo, il lato B Bravo, di questo partiamo con doppio il lato B singolo. che ci piace E sempre. poi ci sarà un lato A con... E come si intitola questo lato Si B? chiama All Falls Down. Ok, signore e signori, i Mirari qui al salotto.
Mirari, accidenti, accidenti. Grazie. Un pop elettronico molto, molto raffinato che però potete sviluppare, diciamo, addirittura credo in cuffia, potete mettervi dove fate le prove voi? In casa In praticamente. cuffia, In hai detto cuffia. proprio bene. Questo è un tipo Comodissimo, di guarda. musica che in qualche modo è accessibile anche a un condominio, ecco, Certo, mettiamola così. bravissimo, hai Perché proprio colto nel altrimenti segno. diventa sempre un problema. Invece qui si possono sviluppare veramente tutta una serie di sonorità, però diciamo in maniera compatibile con quelli che sono i vicini. Quindi voi Esatto. certificate che non avete una sala prove vera e propria, ma Noi ogni tanto andiamo in sala prove, però la nostra routine è quella, è perché è quella. talmente comodo che... E c'è. E poi, Federico non è esatto, d'accordo. abbiamo anche, no, ma perché Eh. Federico mi ricorda giustamente Preciso. il nostro batterista che esiste in realtà, Che salutiamo però- Anton, che però essendo tedesco, vivendo in Germania, ogni tanto c'è e ogni Esatto, tanto perché non voi c'è. siete un po' diciamo basati, adesso si usa così, basati a Torino, cioè che avete base a Torino, ma anche un po' ad Amburgo, avete messo lo zampino nella ricca Germania, nel porto di Amburgo, e com'è nato? Ha fatto l'Erasmus qui, com'è andata il batterista? No? Spiegaci tu Federico. No, in realtà è stato un mio compagno di band dal 2006 in un altro progetto Sì, sì. con cui abbiamo fatto altri generi e me lo sono portato dietro poi quando si è trattato di fare anche Di questo fare progetto qua. questo progetto qui. Quindi stasera diciamo magari ci segue in streaming. Sì, sì, Ecco, probabile. vediamo, speriamo che ci dica che Salutiamo. vada bene il suono, così vediamo un po' cosa ci Sì, risponde. tra Ah, l'altro alcune di queste tracce che io mando in realtà sono tracce di batterie cioè comunque rielaborate, adattate che ha registrato lui. Sì, sì, chiaro. quindi diciamo, lo puoi registrare. No, no, lui è assolutamente presente nella produzione poi dei brani che Che è usciranno. registrato a casa la batteria, è quella no, in studio. No, no, quella sono tra l'altro abbiamo lavorato con Ezra del Nomad Che Sound, salutiamo, sì, 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 grandissimo Ezra. ci ha dato una mano a finalizzare queste tracce e abbiamo fatto un lavoro molto bello, ci siamo divertiti molto. Bene, bene, bene. Adesso quindi ascoltiamo il lato A praticamente, se non ho capito male, o no? Quello lo riserviamo per Per il dopo, finale, per il adesso andiamo finale. invece a sentire qualche altra sperimentazione che Esatto. chissà quando poi verrà pubblicata, che però in qualche modo noi pubblichiamo questa sera che siamo in diretta streaming, Certo. quindi diciamo come dobbiamo intitolarla la prossima? Allora, la prossima si chiama Waiting. Aspettando. È un pezzo sull'attesa, però è un'attesa che non deve cadere nell'apatia, ma deve essere speranzosa. Poi l'interpretazione a ognuno. Vediamo, io con l'inglese, figurati. Va bene, allora, Waiting, signori e signori, loro sono Mirari.
Mirari, questa era Waiting, una traccia che insomma vedrà poi la luce chissà in forme diciamo magari proprio registrate, non più live, chissà quando. Allora avevamo accennato prima al fatto che siete un gruppo elettronico, però se non ho capito male, cioè che fate musica pop elettronico, però ci sono anche tutta una serie di strumenti registrati e rielaborati, se non sbaglio, adesso io rompo sempre le scatole a Federico, cosa usi lì? Live, Ableton, cos'è? Tutto, sì, chiaramente abbiamo diciamo un... Scusa. Ti sei lasciato la voce del Papa lì, No, così. mi sto lasciando un po' di il riverb. Causpad aperto. Sì. No, niente, semplicemente il classico Ableton Live da cui lanciare sequenze, che sono alcune cose appunto registrate in studio. Sono quindi... già registrate, spieghiamo ai profani che tu registri in studio su queste tracce qua e poi su queste tracce qui ancora puoi elaborare il suono. Sì, chiaramente c'è tutto un parco effetti in real time che effettano il tutto quanto. Alcune di queste sequenze sono audio, quindi c'è robe registrate in studio poi riproposte, altre cose invece sono semplicemente sequenze MIDI perché non ho abbastanza mani e quindi vanno poi diciamo al basso con un Moog che fa il basso, altri spippoli, ho un iPad con cui suono delle cose. Un set pronto per partire su un'astronave, questa è musica. Più che altro diciamo questo setup qua è derivante da un'esperienza di tanti aerei maturata anche con l'altro gruppo con cui suono, sono i Resophonic. Certo. E con loro diciamo spesso capita di dover andare all'estero o comunque in altri posti con l'aereo e quindi per evitare di avere troppe tastiere così si riesce a compattare tutto, sì, zaino e via. Quindi diciamo in qualche modo è una musica aerea quella che fate, perché è da modalità aereo. È vero, allora adesso non so se il prossimo pezzo si chiamerà diciamo Air o Plane o qualcosa del genere. Potrebbe essere un'idea, però mi hai detto un'idea. C'era qualcosa già nell'aria, allora c'era qualcosa già nell'aria, esatto. E anche questo qui diciamo un inedito che abbiamo modo di ascoltare qui questa sera noi diciamo in versione live, e quindi a questo punto aspettiamo che parta tutta quanta questa astronave. Signori e signori, loro sono Mirari. Tell me when I say that now at last you're free and the burden on your heart is gone. You kill the storm, you move into the dark. Know the grief you had, you treasure in the depths. Then stream a stream, the feel, let this mess unrest and breathe again. Has been and what is now is yours somehow. You're shining through the clouds. Don't apologize. Remember how to fly. Don't forget and no regrets. Let your ego wild and breathe again. This is not a shame, not a shame. And in a shame at all, and every day is a new frontier.
Mirari, io sull'eco mi sono inserito, ma bellissimo questo pezzo, anche così che ci ricorda un po' certe melodie anche degli ABBA, straordinari, veramente grandi, bella. L'ho beccata. No, ma nel senso di complimenti, veramente roba chic. Grazie. Bene, e chissà quando saranno pubblicate anche queste canzoni che abbiamo sentito e magari che verranno ancora in qualche modo, chi lo sa, modificate, perché poi voi lo so che ci lavorerete chissà quanto ancora, però la prossima invece siamo sicuri verrà pubblicata. Adesso non so dare io le date, ma bisogna seguire un mesetto circa, comunque a breve. Nel torrido luglio, Nel quindi torrido col bene luglio. che ti voglio verrà fuori questo singolo doppio, che sarebbe un po', diciamo, però insomma questo maxi singolo. E come si intitola quindi il lato A che abbiamo ascoltato solo il lato B? Si intitola The Call, tra l'altro uscirà anche il video insieme, per cui a breve ci sarà anche questa uscita qua. Comunque The Call, sì. Va bene, The Call, noi risponderemo a questa chiamata e questi sono i Mirari, li seguiremo dal vivo, insomma adesso li seguiamo dal vivo, poi li seguiremo anche, diciamo, sulla rete, sulla pagina Facebook. The Call.
The Call, i Mirari, grazie. mille. Grazie mille, un grosso in bocca al lupo perché insomma tra poco uscirà questo singolo e quindi veramente tanta merda come si dice in teatro, è vero. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio palco, poi sarà la volta dell'ultimo artista per il salotto di questa sera, ovvero tra pochissimo ci sarà qui Davide Crucas. A fra poco.